Allora, tra i temi d'attualità, un po' una provocazione, però commentiamo spesso anche le notizie della settimana, dei giorni. C'è la battuta che ha fatto Toscani sul discorso dell'alcol, no? Dicendo un po' così, deridendo i veneti perché sbevaccioni, insomma. In realtà poi, questo è balzato sul web, è andato al centro dell'attenzione, il valore del bere bene, però non bere senza eccedere, che fa malissimo alla salute, è diventato un qualcosa anche elitario, saper Sì. scegliere, ed restiamo nel Allora, settore dell'enogastronomia e comunque di un'attività esatto. commerciale che è estremamente Dunque, importante. E abbiamo poi il Vinitaly a Verona, giusto, insomma. giusto. Toscani ha voluto fare una provocazione, non è la prima, mi auguro che non sia l'ultima E lancia dei temi, e no? come Così. tale va preso, però è giusto anche contestualizzarla. Allora, primo, il rapporto che l'italiano in genere ha, e anche il Veneto perché è italiano, con il vino è un rapporto particolare e unico, nel senso che l'italiano utilizza il vino come diciamo, componente di un pasto. Raramente beve il vino tout court senza mangiare qualche cosa. Tant'è che fino a qualche anno fa si diceva bevi vino rosso che fa buon sangue, è un alimento, giusto? Bene. Giusto. I giovani purtroppo in Italia, da una decina, quindicina d'anni, invece tendono a bere, non tutti per fortuna, per ubriacarsi, per obnubilarsi la mente. Tant'è che avevano Lo coniato sballo, lo insomma. sballo, esatto. Allora, questo dello sballo è una cosa sicuramente incresciosa e da combattere. Dire che tutti i veneti sono da sballo è un errore perché saranno forse i giovani veneti e alcuna parte dei giovani. Ricordo per esempio le cose successe nell'ambito universitario di Padova. E poi un altro dato, se invece andiamo a vedere gli effetti dell'alcol sul corpo umano, c'è una statistica abbastanza recente nazionale che dice che il tasso di mortalità dipendente dall'alcol per i maschi in Veneto è il 5%, per le donne di meno è il 2%, però le donne stanno crescendo e i maschi stanno regredendo. Ma come si colloca la regione Veneto per fare il verso a Toscani rispetto alle altre regioni? Beh, per i maschi è la sesta regione, sono 5 regioni peggiori di quella del Veneto e quindi semmai gli avvinazzati sono altre regioni. Per le donne addirittura ottava. Quindi allora va bene la provocazione, va bene tutto, però non criminalizziamo una bevanda che tra l'altro crea posti di lavoro, crea distintività, crea sostanzialmente valore alla regione Veneto, che ha il vino Prosecco, che è quello più venduto al mondo dei vini italiani. Quindi chapeau, onore ai vignaioli e anche ai veneti che sanno bere bene. E lei cosa ne dice di questa battuta? Mi ricollego subito al saper bere bene. Io credo che anche i giovani dovrebbero imparare a Sì. bere bene, E mangiare bene. mangiare bene, guidare non in stato di ebbrezza mai, anche perché adesso sta entrando in vigore una legge che va a punire severamente, giustamente, l'omicidio stradale, per cui è tutta una cultura da fare. Io credo che i veneti classificarli avvinazzati sia sbagliato, concordo con il dottor Somariva, non è sicuramente così, anche perché si sta evolvendo una cultura in questo senso che si sta imparando a bere. Purtroppo nei giovani c'è da dire che qualcuno prende ancora con l'alcol come momento di sballo e lì bisognerà creare un po' di cultura fra i giovani in maniera che cambino un po' questa mentalità. Ma secondo me un po' si stanno avviando, insomma, piano piano. Io colgo l'occasione della sua presenza perché il discorso dell'abusivismo è sempre, e della contraffazione è un tema purtroppo continua ad essere d'attualità, nuoce gravemente all'economia, però alla salute, all'economia, alla salute dell'economia stessa. Però vanno chiariti alcuni aspetti importanti. Sono i rivenditori, coloro che stanno nei negozi, nei punti vendita, gli operatori del settore commercio specializzati, preparati per insegnare al consumatore a capire dove c'è la contraffazione, dove non c'è, perché poi quando nasce la cultura in questo senso uno da solo si sa anche in qualche modo arrangiare, però deve avere degli elementi fondamentali e ci sono quegli elementi distintivi. Tempo addietro si parlava di un riconoscimento, di un'etichetta, di un qualcosa, sono entrati in vigore o no? Sì, sì, è come. Diciamo che l'etichettatura dei capi è entrata in vigore appieno, la legge è applicata appieno, deve esserci rispetto appieno, cioè diciamo che l'unica cosa che noi avremmo voluto integrare ancora è il made in che purtroppo la comunità europea
ci ha dato picche anche nel nostro semestre di presidenza. Non siamo riusciti per quella che è la divisione fra quell'Europa della birra che ha altri interessi, quella del vino che saremo noi che ne ha altri ancora. Per cui io credo che la battaglia non si debba fermare qui, che i nostri parlamentari debbano continuare in questo senso, perché è importante dire che il prodotto made in è un prodotto di altissimo profilo, assieme a quello francese se vogliamo, ma sono prodotti che vanno assolutamente difesi. Come arrivare al consumatore? Anche qui abbiamo dei progetti che oltre all'etichettatura del capo, che in ogni capo dobbiamo controllare che sia stato prodotto diciamo, da un paese piuttosto che dall'altro, che sia presente la componente in percentuale di tutti quelli che sono gli elementi che compongono il capo e da dove viene, ma soprattutto io credo si sia fatto un intervento molto importante con la Regione Veneto, che assieme all'assessore Donazzanga abbiamo avviato già da tempo un progetto per cui arrivare a creare la cultura dell'acquisto del contraffatto, diciamo, consapevole, cioè non si deve assolutamente comprare il contraffatto perché fa male alla salute oltre che al portafoglio, come ben sappiamo, per quelli che sono tutti gli aspetti economici. Quindi vorremmo portare attraverso le scuole, in un progetto che stiamo praticamente portando in questo momento attraverso la Regione Veneto, per l'appunto sulle scuole, che va a formare gli insegnanti, cioè stiamo cercando di mettere a punto un progetto, un programma per cui agli allievi delle superiori verrà insegnato a capire e a distinguere il prodotto contraffatto e le motivazioni per cui non comprarlo, che vanno soprattutto su quello che è l'aspetto salute. L'aspetto salute, faccio un riferimento a un sequestro ultimo della Finanza che ha sequestrato dei capi in pelle delle scarpe che contenevano cromo esavalente per un 38%. Quindi tenete presente che la soglia massima consentita dalla legge europea e ovviamente italiana è il 3%. Ma queste qua cos'erano, cinesi, cioè, o erano rivendute in un negozio normale? Questi sono rigorosamente, diciamo, cinesi. Perché? Ma venduti dove? Questi sono venduti praticamente sia attraverso, diciamo, i canali noti, diciamo, dei classici Vucumpra, ma a volte li troviamo anche dentro i negozi che possono essere... Questo è il problema. Questo è il problema, sono negozi spesso cinesi, però bisogna cominciare anche a stare attenti ai negozi che non sono cinesi, perché qui a Padova ci sono delle diffusioni importanti, parliamo di 30-40 mila metri quadrati, dove vengono distribuiti questi prodotti, che non sempre attendono tutte quelle note, diciamo, legali che devono rispettare, quindi collegate all'etichettatura. Infatti, ma questo è il problema, cioè come riconoscere un prodotto contraffatto, un prodotto che fa male alla salute rispetto a un prodotto invece che non fa male alla salute. Non è una cosa semplice, perché appunto l'etichetta non sempre risponde al vero, e questo è un dato di fatto. Ecco qui, l'etichetta, bisogna stare attenti all'etichetta, perché l'etichetta, se è un'etichetta che praticamente esprime correttamente quello che deve esprimere, cioè deve esserci il nome del produttore, deve esserci l'indicazione di tutte le componenti del capo, deve esserci l'indirizzo del produttore, oppure deve esserci scritto prodotto importato, ma deve esserci ancora l'indirizzo dell'importatore. Quindi questi indirizzi ci devono essere, attenzione. Sì. Quindi se ci sono tutte queste cose qua, ed è a questo che deve stare attento il consumatore, deve passare questo messaggio, che se il consumatore si guarda bene l'etichetta, difficilmente compra roba che gli fa male. La roba che fa male, cioè il capo che fa male alla salute, lo possiamo identificare in etichetta, perché non è mai, quasi mai, un'etichetta che risponde a quelli che sono i dettami di legge, diciamo. Quindi se il consumatore è attento lo può individuare. E poi aggiungerei un'altra cosa: quando andiamo a comprare un bene o un servizio in un negozio o al ristorante, di fatto noi instauriamo un rapporto contrattuale con chi ci vende il prodotto. Adesso faccio il consumatore, un contratto che ha delle regole civilistiche in cui chi vende si assume delle responsabilità. Certo.
Allora, io come consumatore andrai sempre ed esclusivamente dove ci sono 4 mura, c'è una porta, c'è un negoziante, un ristoratore che è lì, che non mi sta una settimana e poi scappa, perché io voglio essere certo che se c'è qualcosa che non funziona, che ho letto superficialmente, poi posso andare a reclamare perché lo trovo ancora. Allora, quando invece mi passano per strada, me li trovo improvvisamente dietro un angolo, o addirittura adesso sono di moda i temporary stores, cioè quei negozi che stanno aperti 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, magari in concomitanza, ecco lì devo stare molto più attento, devo guardare 7 volte l'etichetta, ma io istintivamente come consumatore non posso dire vado dove conosco il negoziante, ovviamente dove lo conosco, no, ma vado anche dove non lo conosco, ma entro delle mura. Perché? Perché quel negoziante che è lì da tempo, intanto sa che deve rispettare la legge. E se lo dimentica, c'è il sistema dei controlli italiano, che è credo il più efficiente al mondo, che lo tartassa, che gli va più volte all'anno, qualche volta più volte al mese, e che allora in qualche modo fa il monitoraggio. Certo, se non ho queste certezze, queste strutture fisiche permanenti, e allora so che rischio, allora poi non me la posso prendere con nessuno se sbaglio e se prendo un capo che magari fa male ai bambini, perché ci sono i giocattoli, ne abbiamo parlato qua, sì, che hanno questi trattamenti veramente avvelenanti, no? Ecco, quindi andare Quindi dove c'è la si sa... responsabilità, però attenzione, allora in questo senso se uno compra un capo d'abbigliamento anziché un giocattolo in un negozio, in una grande distribuzione, che è sempre comunque un negozio, e sì. è tornato a casa e si accorge che non c'è l'etichetta con l'indirizzo, oppure che deve ci reclamare, è, eccetera, responsabile è il rivenditore. Assolutamente sì. Vedi? Ecco, fate attenzione. Assolutamente Quindi, sì. questo è importante Noi, saperlo. e noi ci teniamo, diciamo... E se il rivenditore fa orecchie di mercante, come spesso Non succede, può, c'è che cosa... non una può causa, mica. ma non Ma può certo. farlo. Cioè contravviene la norma, c'è una causa e si vincono quelle cause, come è giusto che sia, perché Certo. è un garante. Anche il ristoratore quando versa dell'olio, quando ti dà una pizza da asporto, è garante lui che ha usato quei prodotti che mette in etichetta e quegli allergeni, visto che ne parliamo sempre. Quindi c'è è anche un ruolo, insomma, strategico importante. Di responsabilità, Di ecco perché non ci si deve responsabilità, sì. avventurare nel settore del commercio e bisogna studiare ogni anno, andare più volte ai corsi di formazione, per quello che la Confcommercio sta facendo molta formazione. Giusto, Presidente? Assolutamente giusto. Bene. Quindi è proprio nella formazione che i giovani che si accingono a entrare nel mercato devono trovare il riscontro che serve per essere dei bravi imprenditori. Quindi non basta giustamente, diciamo, curare tutto quello che è l'aspetto del visual merchandising, della comunicazione, bisogna curare anche gli aspetti amministrativi, nei quali, diciamo, noi siamo presenti con l'attività formativa. Quindi bisogna capire, diciamo, tutti quelli che sono gli aspetti, dicevo, amministrativi per quanto riguarda il diritto civile, fiscale, penale, tutti quei settori che noi teniamo a curare e informare bene i nostri, diciamo, allievi ai corsi, in modo che siano in grado poi di dare le risposte giuste ai consumatori. Cioè questi sono imprenditori Sì, e io vado a comprare da un imprenditore, non da un improvvisato, perché sono più sicuro, giusto? Assolutamente. Certo, infatti è la garanzia che deve avere il consumatore di comprare in negozio, di comprare bene in negozio, di sentirsi sicuro per la sua salute, di avere un consiglio, una consulenza. Anche nei mercati ambulanti però. Anche nei mercati ambulanti. Perché il negozio, io ho detto 4 mura per esagerare, stavo pensando ma anche un salire. negozio, un mercato ambulante, anzi sono bellissimi i mercati ambulanti. La contrattazione fa parte dello spettacolo, è bellissimo. Magari si riuscisse a contrattare anche con loro, ma c'è poco, ormai c'è poco. Ecco, Nel purtroppo. sud sì, qua non c'è tanto margine. Purtroppo, sì. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, siamo giunti al termine anche di questo appuntamento. Ci troveremo presto, tra una settimana e passa, vediamo di affrontare un altro tema, un'altra ricetta, so che l'attendete con ansia. Comunque ricordatevi le nostre repliche su TV7, canale 80, TV7 News, canale 87 e naturalmente su YouTube e sul web. Grazie ancora, arrivederci, buon proseguimento. Grazie, alla prossima. Grazie a voi.